Vi ricordate lo stress immagazzinato dalle placche terrestri? Bene, come abbiamo detto, quando supera un certo valore, la crosta terrestre si spezza. E si spezza in punti chiamati ipocentri. E quando si spezza, l'energia immagazzinata negli anni, nei secoli, anche nei millenni prima, viene liberata attraverso le onde sismiche. Le onde sismiche, come le altre onde, sono molto divertenti. Allora, le onde sismiche, grazie, sono di 4 tipi. Qua con la molla è molto bello vederne 2 principalmente. Le onde P, che si chiamano P perché sono le prime, prego. Esatto. Sono onde compressionali, ovvero la roccia, in questo caso, si comprime e si dilata al loro passaggio. Sono onde longitudinali e sono simili alle onde acustiche, quelle che mi permettono di parlare in questo momento. Io con la mia bocca riesco a comprimere e a dilatare l'aria, i terremoti riescono a fare la stessa cosa con la roccia e la crosta terrestre. Passate le onde P, arriveranno le onde S, che si chiamano S perché sono le seconde ad arrivare. La fantasia degli scienziati è sempre notevole. Prego, le onde S. Onde S sul piano orizzontale, quindi sono S orizzontali, e onde S sul piano verticale. Queste qui sono più lente, perché l'equazione matematica di questa onda qui dà una velocità che sarà sempre inferiore alle onde P. Le onde P e le onde S sono molto utili per determinare una cosa che si chiama epicentro, ovvero la proiezione sulla superficie dell'ipocentro. Grazie a questa differenza di velocità si può ricreare il percorso che hanno fatto le onde e quindi la distanza che ci separa dall'epicentro. Se pensate di fare una gara di corsa con una lumaca, per esempio, appena partiti la vostra velocità è maggiore di quella della lumaca, però sarete molto vicini. Man mano che vi allontanate ci sarà sempre più distanza tra voi e la lumaca. Quindi, quando dei sismometri registrano le onde P e le onde S, se c'è tanta distanza tra questi due arrivi, tra le onde P e le onde S, vuol dire che saremo lontani dall'epicentro. Se c'è poca distanza, invece saremo molto vicini e con 3 stazioni possiamo determinare in modo abbastanza corretto l'epicentro di un terremoto.